Buongiorno, ben ritrovati. La nostra prima edizione anche oggi con voi per raccontarvi il territorio, e c'è molta cronaca da raccontarvi, ma anche la politica e l'economia. Ci sono temi come la siccità e l'autonomia in primo piano, e poi lo dicevamo tanta cronaca. Fra poco ci collegheremo anche con Padova, perché c'è stata la svolta della vicenda della donna, lo ricorderete, sfregiata con l'acido ed è stato arrestato l'ex marito, che peraltro avevamo intervistato una settimana fa quando ancora si difendeva, era sotto indagine. Fra poco risentiremo proprio le sue parole. Torneremo a parlare di Tommaso Fabris, 17enne stroncato dalla meningite. Domani prevista l'autopsia e poi l'attesa per i funerali. Tanta cronaca. Prima però vediamo alcune parole raccolte questa mattina a Roma. Il governatore Zaia è a Roma perché oggi è un importante momento nel percorso dell'autonomia. C'è la conferenza delle regioni, alle 15 ci sarà la conferenza unificata con il voto, il parere sul DDL dell'autonomia. Continuano ad esserci le numerose polemiche anche dei primi cittadini, soprattutto del sud. Ne ha parlato ieri in un vertice con ANCI il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che poi avremo in diretta. Ma allora sentiamo il governatore Luca Zaia questa mattina, prima di entrare alla conferenza delle regioni, cosa ha detto. Si procede bene, questo governo ha fatto quello che gli altri non hanno fatto in 5 anni. Si va avanti nel rispetto della Costituzione e ovviamente pensando che questo processo non sia un processo che divide o mette nei guai qualcuno, ma bensì porta avanti un progetto che porterà del bene a tutti i cittadini. Sul ripristino delle province cosa pensate? Io sono assolutamente favorevole, anche da ex presidente della provincia, al fatto che la carica diventi elettiva, ed è fondamentale visto e considerato che il popolo deve essere sempre protagonista. Quindi poche parole di Zaia prima di entrare, ma fiducioso sul percorso dell'autonomia a partire dal DDL autonomia, e poi anche una parola sulla questione delle province, quindi l'ipotesi, la volontà del governo di ripristinare le province elettive e quindi non più elezioni di secondo livello come sono oggi. Un dibattito che è aperto da tempo. Riparleremo più tardi di autonomia, ma anche di siccità e di economia. La cronaca è in primo piano perché torniamo a parlare del delitto di San Martino di Lupari. Proprio oggi avrebbe dovuto essere interrogato dal magistrato come testimone dell'omicidio avvenuto in casa a San Martino di Luparo a fine dicembre, però purtroppo è morto anche Giorgio Miatello, e quindi si aggrava la posizione della figlia diletta, già accusata dell'omicidio della madre, e quindi diventano 2 i delitti per i quali la donna è accusata. Sentiamo. Giorgio Miatello, 89 anni, unico sopravvissuto al massacro avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre nella sua abitazione di San Martino di Lupari, era l'unico testimone oculare, a detta della procura, dell'omicidio della moglie Maria Angela Sarto, di 84 anni. Quella notte l'anziano subì anche un tentato omicidio. Per questi reati è indagata la figlia dei 2 anziani coniugi, la 51enne Diletta Miatello, che ora potrebbe ritrovarsi indagata di duplice omicidio. Giorgio Miatello, dopo quel tragico fatto, venne ricoverato per lungo tempo in terapia intensiva, fino al 31 gennaio, quando venne trasferito in una struttura privata a Campo San Piero. È lì che è mancato martedì. Il medico legale, su ordine del pubblico ministero, effettuerà l'autopsia sul corpo dell'anziano, che, come detto, era il testimone chiave del processo alla figlia. Proprio oggi la procura ne avrebbe raccolto la deposizione presso la casa di cura. Sempre nel Padovano il giallo della morte dell'albergatrice di Abano, trovata senza vita in casa. Ieri è stata eseguita l'autopsia. Esami anche sulle impronte digitali di Maria Lidia Surico, che saranno comparati con quelle lasciate sulla pistola calibro 9 trovata sul letto e regolarmente detenuta dal compagno nella cassaforte di casa. Continuano le indagini della procura sulla morte dell'albergatrice 48enne di Abano Terme, trovata senza vita nella mattinata di venerdì nel mini appartamento dell'hotel che gestiva con il fratello. A ucciderla un colpo di pistola alla tempia.
Se si tratti di un gesto volontario o di omicidio è ancora tutto da chiarire. Gli inquirenti stanno aspettando gli esiti dell'autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri, durante la quale sono stati eseguiti anche prelievi organici e biologici. Continuano inoltre le indagini sui tabulati telefonici e i messaggi dello smartphone della donna e sul PC. I carabinieri stanno anche approfondendo le dichiarazioni rilasciate da alcuni testimoni che avrebbero sentito dei rumori, forse un diverbio, provenire dal mini appartamento dove è stato trovato il corpo della donna nella mattinata di venerdì. Ancora dal Padovano fa discutere la decisione del sindaco di Arzergrande che ha negato la cittadinanza italiana al padre di Meryem, la giovane, lo ricorderete, fuggita di casa nel luglio 2015 per unirsi all'ISIS. Dice il primo cittadino: sono possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Richiesta di cittadinanza negata dal Ministero dell'Interno a Redouane Reaidi, il padre di Meryem, la giovane fuggita di casa da Arzergrande, 19 anni, per andare a combattere in Siria a fianco dell'ISIS. Un fatto che il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, commenta così. Da primo cittadino, autorità di pubblica sicurezza, apprendo e rispetto la decisione del Ministero dell'Interno di non concedere la cittadinanza a Reai, proprio per i possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. La decisione del Viminale è stata confermata anche dal TAR del Lazio, cui l'uomo aveva fatto ricorso, e motivata da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Meryem lasciò nel 2015 la famiglia e la scuola, è stata avvistata nel 2018 in Siria ed è stata condannata in contumacia a 4 anni per terrorismo. La richiesta di cittadinanza del padre del 2017, il primo diniego del 15 febbraio 2022. Redouane Reaidi attualmente ha un permesso di soggiorno senza limiti rilasciato nel 2012 in quanto padre di famiglia con lavoro e casa di proprietà. Il sindaco Lazzarin aggiunge. Dobbiamo sempre ricordare che nel corso degli anni il padre più volte ha avuto contatti con la figlia. Allora, per una persona che richiede cittadinanza nel nostro paese deve mettere al primo posto il rispetto della Costituzione e delle sue leggi e ovviamente anche delle decisioni del governo, da parte del governo. Quindi davvero sarà nei suoi diritti ricorrere, però al primo posto il rispetto delle leggi e delle decisioni. Allora, parliamo di siccità adesso, torneremo fra poco alla cronaca. Vediamo allora le parole di stamattina, sempre di Zaia, prima di entrare alla conferenza della Regione, ha ribadito quello che è il concetto chiave, cioè serve un piano nazionale. Come sapete, ieri la decisione della cabina di regia è quella di arrivare a un decreto del governo e la creazione di un super commissario. Allora, prima di andare dal nostro Christian Erboyd, che vedo già in diretta, sentiamo brevemente le parole di Zaia prima di entrare alla conferenza delle Regioni. Sostengo che si debba lavorare a un piano Marshall per la siccità. C'è un tema di pulizia degli invasi alpini che sono ripieni almeno per il 60% di detriti e poi valorizzare tutte le cave in pianura dismesse e farle diventare nuovi invasi, creare quindi una rete. E non ultimo, fare in modo che non ci sia dispersione di risorsa idrica, visto e considerato che la rete di diffusione della risorsa idrica per irrigazione in alcuni casi perde anche il 70-80% della risorsa. Allora, così Zaia questa mattina, Christian Erboyd con l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottacino, assessore regionale. Sta piovendo ma credo che non basti, credo. Sì, esattamente Nicola, piovigina ma certo non basta. Tra l'altro poco fa l'assessore aveva lo sguardo rivolto verso le montagne. Ci troviamo in via Orsenigo a Treviso, siamo vicini a Castagnole per intenderci, e questa notte ha nevicato, però insomma il fenomeno complessivo questo non basta, insomma, assessore. No, assolutamente no, anche perché nell'ultimo quadrimestre le precipitazioni sono state inferiori del 21% rispetto alla media storica e partivamo già da una situazione compromessa, quella dell'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda le falde. La neve peraltro è stata una spruzzatina e quindi con le temperature che ci sono previste nei prossimi giorni durerà ben poco. Quindi la situazione si preannuncia complessa anche per quest'anno. Come per l'anno scorso, per cui c'è da agire su due fronti. Il fronte è quello dell'immediatezza e su questo mi fa piacere che il governo abbia individuato la strada del commissariamento, perché in questo paese non esiste un'autorità
esiste la norma che dice a chi va data la priorità sull'utilizzo dell'acqua, la norma di legge, ma non esiste l'autorità che la può far valere, e quindi il commissario, se ha questo potere, credo possa essere a beneficio di tutti, soprattutto nel momento in cui la carenza idrica si fa sentire in modo particolare. E poi con le azioni infrastrutturali, ecco, su questo io chiedo da tempo una semplificazione normativa, perché noi il piano l'abbiamo fatto come regione un piano importante di accumulo dell'acqua con bacini sparsi sul territorio e così via, ma sono opere che richiedono tutta una serie di autorizzazioni, un iter burocratico particolarmente complesso e che non sempre può essere realizzato, anzi quasi mai in questo paese, in tempi brevi. Invece qui siamo di fronte a una situazione che richiede tempi brevi, quindi mi auguro che nel piano che propone il tavolo tra i vari ministri che si è riunito ieri ci sia anche la semplificazione normativa e che nel frattempo il commissario possa disporre di deroghe sulle norme attuali, perché altrimenti continuiamo a preparare piani ma poi dopo risulta difficile metterli a terra per la complicanza delle autorizzazioni, dell'iter burocratico che è particolarmente complesso in questo paese. Ecco perché dicevamo prima, Assessore, il decreto siccità certo è urgente, ma si tratta comunque di un'operazione complessa, si devono prevedere tante semplificazioni e si devono sedere attorno a un tavolo tanti ministri, tanti tecnici, quindi i tempi non saranno immediati. Ma io non lo so, io spero di sì, perché se nel frattempo c'è questo tavolo, questa nomina di questo commissario e questo commissario avesse potere di deroga, si potrebbe realizzare quello che è accaduto per esempio con l'emergenza Vaia. Quando c'è un'emergenza di protezione civile in Italia viene nominato commissario generalmente il presidente della regione in cui è accaduto l'evento e gli vengono dati poteri di deroga, cioè lui può derogare su alcune leggi, e questo ha consentito, per quanto riguarda per esempio Vaia, di mettere a terra oltre €1 miliardo di opere realizzate nel giro di 3-4 anni, cosa che sarebbe stato assolutamente impossibile se avessimo dovuto rispettare tutte le normative vigenti che ci sono in questo paese. E sfido chiunque nel dire che queste opere che abbiamo realizzato in questi 3 anni hanno distrutto l'ambiente, possono venire a vederlo soprattutto nella zona più devastata, che è quella della provincia di Belluno, e le opere che sono state realizzate non hanno impattato in maniera importante sull'ambiente. Quindi io credo che sia giunta l'ora di una semplificazione normativa a prescindere da questo. D'altro canto, se dopo il crollo del Ponte Morandi ci sono voluti 2 anni e soprattutto una legge di una riga che dice che si va in deroga a tutte le leggi dello Stato, forse vuol dire che le leggi dello Stato non sono poi così corrette, e quindi una revisione normativa è fondamentale, lo chiedo da anni. E dall'altra parte, nel frattempo, mentre si procede con la revisione normativa, sarebbe opportuno che questo commissario, nel momento in cui viene individuato, avesse già da subito potere di deroga. Quindi il modello Vaia, per intenderci, anche per la siccità, di questo stiamo parlando, no? Negli anni scorsi si diceva il modello Morandi, in realtà lei rivendica c'è il modello Vaia. Sì, il modello Vaia, noi non siamo andati in deroga a tutte le leggi dello Stato come per il Ponte Morandi, ne erano state individuate 17 e non in tutte le leggi, ma su alcuni articoli delle leggi, il codice ambientale parecchi articoli, e devo dire che insomma, se usciamo dal Veneto, il Veneto è diventato un riferimento nella ricostruzione post-alluvione, esattamente come lo è stato il Friuli per quanto riguarda il terremoto. Grazie davvero Assessore Bottacin. Ci troviamo con Simone Merlo, ti dicevo Nicola, in via Orsenigo a Treviso. Questa mattina è stato presentato un importante progetto di riqualificazione. Ecco Sindaco, però c'è il tema dell'autonomia, se ne è parlato in ANCI ieri sera, c'è sempre il fronte con i sindaci del Sud. Sì, intanto lasciatemi dire che sono contento di aver riconsegnato alla comunità 96.000 metri quadri di terreno. Per quanto riguarda l'autonomia, ieri c'è stato un confronto molto franco e devo dire sereno in ANCI, dove è stata sposata la linea del Presidente De Caro, che è quella di portare un parere consultivo che mette sul piatto delle riflessioni sul ruolo dei sindaci, però nessuna posizione contro o a favore. Io ho ribadito che i sindaci del Veneto hanno un mandato chiaro anche da parte dei cittadini, perché ricordo che quasi 2.400.000 veneti si sono espressi a favore dell'autonomia, e quindi responsabilità dei sindaci veneti a portare avanti con determinazione anche questa partita, e soprattutto ho fatto presente ai sindaci che tutti i problemi che sono stati manifestati proprio in occasione della riunione di ieri in realtà richiamano uno Stato che l'autonomia non ce l'ha.
Quindi lei ha ribadito la linea. Telegrafico, le chiedo solo una cosa: con l'elezione di Eli Schlein e quindi con la svolta, diciamo così, a sinistra del Partito Democratico, questa frattura fra sindaci rischia di balcanizzarsi? Questo lo vedremo. Io l'appello che faccio è sempre quello alla responsabilità, ad analizzare i temi su quelli che sono gli effetti che provocano sulla comunità. Noi siamo convinti che l'autonomia sia un elemento migliorativo in generale per i nostri cittadini, e l'appello che ho fatto è quello di non assumere posizioni di partito, ma di guardare al bene delle comunità. Grazie Cristian. Grazie Sindaco. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie mille, grazie a Cristian Arboit. Quindi il punto della situazione sulla siccità, ma noi ci chiede la linea, torniamo alla cronaca perché ci chiede la linea il nostro Guido Barbato, che è appena stato alla conferenza stampa dei Carabinieri, dunque l'arresto dell'ex marito della donna che è stata colpita con l'acido, e quindi ha capitolato l'uomo dopo che per giorni si era difeso dicendo non sono stato io. Vediamo se c'è Guido in collegamento. Eccolo qua. Grazie Guido, buongiorno. Allora, raccontaci tutto. Buongiorno Nicola, come hai anticipato tu, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla giornata di lunedì, e con obbligo anche di braccialetto elettronico, l'ex marito della signora che la sera del 16 febbraio è stata aggredita con dell'acido quasi di certo muriatico, da quello che sta emergendo dalle indagini, sotto casa sua a Sant'Elena, piccolo comune della zona delle Stense in provincia di Padova. La persona in questione, appunto l'ex marito, si chiama Stefano Pellegrini, è un operaio disoccupato. Il movente sembra che sia da ricondurre al fatto che il giorno di Natale la signora gli aveva comunicato di aver iniziato una nuova relazione. E poi, insomma, a distanza di circa 2 mesi da questa comunicazione è successo quello che è successo. L'uomo negli ultimi giorni aveva tentato anche di sviare le indagini, facendo trovare un paio di lettere scritte a mano ai carabinieri in cui lo si scagionava dai sospetti che erano subito ricaduti, bisogna dire, su di lui. E perciò, insomma, dopodiché è stato chiamato più volte in caserma e ha ceduto, insomma, ammettendo le sue responsabilità, prima davanti agli inquirenti e poi davanti al pubblico ministero, dottoressa Rizzo della Procura di Rovigo, competente per la zona della Sud Padovano, appunto nella giornata di sabato. Lunedì la comunicazione dell'arresto, che come vi ho detto avviene sotto una forma un po' particolare. Però c'è da dire questo: i capi di imputazione che vengono contestati a Stefano Pellegrini sono quelli, per esempio il più grave, di tentate lesioni personali con la deformazione dell'aspetto della vittima. Questo reato, introdotto dal Codice Rosso, che appunto è quell'elenco di norme che regolano e puniscono i reati di violenza di genere, comporta una pena, qualora venisse appunto sanzionata poi da un giudice, da 8 a 14 anni di reclusione, con l'eventuale aumento di 1/3 della pena se il magistrato dovesse riconoscere la premeditazione del gesto, che insomma in genere c'è quasi sempre. E quindi già solo questo capo di imputazione è decisamente pesante. Facciamo una cosa allora: abbiamo intervistato alla conferenza stampa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Padova, insieme a quelli della compagnia di Este, abbiamo intervistato il tenente colonnello Gaetano La Rocca, che guida il nucleo operativo. Ovviamente non ha potuto proprio sbottonarsi su alcuni dettagli, casomai ve li darò al rientro dall'ascolto di questa intervista, che vi prego di mandare in onda. Colonnello, la persona quindi ha confessato il reato? Sì, come ho già detto, l'evento del 16 febbraio a Sant'Elena è stato fin da subito centrale nella nostra attività investigativa. Abbiamo dedicato tutte le nostre risorse ad investigare su questo caso. I nostri sospetti, anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, si sono subito indirizzati verso una persona alla quale la vittima stessa era stata legata da una relazione sentimentale finita da qualche anno. La vittima però non aveva riconosciuto in modo preciso e puntuale
il suo aggressore. Ovviamente noi abbiamo fatto degli accertamenti coordinando tutte le nostre articolazioni investigative, partendo dalla stazione dei Carabinieri di Solesino, passando per il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este, per finire al nucleo investigativo del reparto operativo, che materialmente poi ha condotto tutta la parte relativa agli accertamenti tecnici e al repertamento sulla scena criminis. Abbiamo collezionato una serie di elementi a carico del presunto autore, fin quando questi, che nel frattempo aveva anche posto in essere una condotta, diciamo, volta un po' a sviare le indagini sul suo conto, aveva anche riferito del rinvenimento di alcuni scritti, uno sulla sua autovettura, l'altro sulla cassetta delle lettere della sua abitazione, che facevano riferimento a responsabilità di terzi. Poi il 25 febbraio, convocato in caserma per l'ennesima volta, ha ammesso le proprie responsabilità, dapprima informalmente davanti ai militari e poi formalizzandole in un atto durante un interrogatorio davanti al magistrato, sempre il sabato scorso. Quindi anche quegli alibi che aveva fornito della presenza a casa quella sera in compagnia della madre a guardare la TV non hanno più retto? No, lui ha ammesso le sue responsabilità, fra l'altro, e questo è un elemento molto importante, ha fatto anche ritrovare lo smartphone che era stato sottratto alla vittima durante le fasi dell'aggressione ed è stato poi su sua indicazione rinvenuto in un fossato poco distante dal luogo dell'aggressione. L'incendio dell'auto della signora poi è emerso in qualche modo? Questo è un evento al momento sul quale non commentiamo. Allora, altri capi di imputazione che vengono contestati all'imputato Stefano Pellegrini sono lo stalking, in quanto per atti persecutori fatti via telefono, lo scippo dello smartphone che poi Pellegrini ha fatto ritrovare ai carabinieri, che aveva lanciato e rotto e buttato in un fossato vicino all'abitazione della ex moglie. Come detto, ha tentato di sviare le indagini, come ha detto appunto il colonnello La Rocca, con delle missive. Altri particolari: sono stati trovati a casa sua alcuni vestiti macchiati, quasi di certo macchiati dall'acido muriatico utilizzato per l'aggressione. Ha ammesso quindi, come avete sentito, le sue responsabilità. È un uomo che è stato definito dagli inquirenti in stato di prostrazione psicologica, anche perché è senza lavoro da un po' di tempo, ma a parte questo un uomo del quale possiamo offrirvi in maniera decisamente esclusiva un'intervista che la collega Valentina Visentin aveva realizzato con l'interessato di questi reati proprio pochi giorni dopo il fatto, un documento veramente eccezionale registrato appunto a Solesino, il paese di sua residenza. Vediamolo. Possiamo farle una domanda solo? Guardi, solo perché ci sono dei pregiudizi nei suoi confronti, ci dica solo questo. Lei non può più dire niente? Sì. Perché ci sono le indagini? Vuole chiedere qualcosa alla sua ex moglie, non so, al figlio? Beh, che mi dispiace, quello sì. Spero stia bene, anche se lei non mi vuol parlare e basta. Lei è innocente. Penso che sia non logico, ma una cosa del genere. Era a casa giovedì sera? Sì, era a casa. Mi dispiace, non posso parlare, ma non perché non voglio o per cosa, ma ripeto, la sua domanda dispiace moltissimo. Spero lei stia bene, perché sicuramente mi odia, perché lei pensa che possa essere stato io, quindi io le auguro che stia bene, basta. Ha fiducia nella giustizia, le chiedo solo. Spero di sì. Spero di sì. Sì. A suo figlio una cosa? Vuole dire qualcosa a suo figlio? Che stia tranquillo.
La comandante della compagnia di carabinieri di Este, il capitano D'Antuono, ha fatto sapere in conferenza stampa che nel 2019 la donna aggredita dall'ex marito di questo caso nel 2019 aveva presentato 2 distinte denunce contro anonimi per percosse e minacce. Direi che dal comando provinciale dei carabinieri di Padova è tutto su questa vicenda, speriamo di essere stati esaurienti e ridarei la linea allo studio. Grazie Guido, decisamente esauriente, grazie davvero. Poi questa sera vedremo ovviamente tutti i servizi che racconteranno insomma di questa indagine. Avete anche visto e sentito l'intervista di una settimana fa della nostra collega Valentina Visentin con queste parole che adesso suonano beffarde, sono anche molto inquietanti da parte dell'ex marito. Continuiamo con la cronaca, prima di andare in pubblicità. C'è stata un'operazione della Guardia di Finanza di Castelfranco, parliamo di falso made in Italy, in questo caso parliamo di pellet, 85 sacchi di pellet, quasi una tonnellata, denunciato il responsabile del punto vendita. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nei giorni scorsi. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Castelfranco Veneto hanno sequestrato in un supermercato della grande distribuzione 85 sacchi di pellet per complessivi 1275 kg, riportanti indicazioni fuorvianti in relazione all'origine italiana della merce. Le confezioni del prodotto, pur riportando sul retro l'indicazione relativa alla produzione in Germania del biocombustibile, contenevano infatti vari elementi idonei a ingenerare nel consumatore la convinzione che quanto acquistato fosse di provenienza italiana. Infatti, sul fronte e sui lati della confezione erano presenti loghi stilizzati ritraenti la penisola italiana, avvolta da un nastro riportante i colori della bandiera nazionale e la dicitura pellet di legno per l'Italia. Denunciato alla Procura di Treviso il responsabile del punto vendita. La cronaca giudiziaria: è stato condannato per omicidio stradale l'amico alla guida dell'auto dove nel novembre 2020 morì Sami El Fartas di soli 19 anni nel Milanese. Era una domenica pomeriggio quel tragico 29 novembre 2020. Sami El Fartas, 19 anni di Mira, viaggiava nella Peugeot 208 guidata dall'amico e coetaneo Tommaso Gallina, 19 anni all'epoca dei fatti di Pianiga. Sami morì tra le lamiere del veicolo uscito di strada in via Carpane a Vigonza. Tommaso fu gravemente ferito. A 2 anni e mezzo di distanza, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, Tommaso Gallina, oggi 21enne, ha patteggiato la pena di 3 anni e 4 mesi per omicidio stradale con la sanzione accessoria della revoca della patente. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine, la piccola utilitaria avrebbe percorso un tratto pericoloso di strada a 88 km/h, il doppio rispetto al limite consentito di 40. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi il nostro ospite politico e ripartiremo dalla sanità. L'abbiamo raccontato ieri, lo stato di agitazione dei medici di base che lanciano questo grido. C'è un rischio di privatizzazione della sanità anche nella medicina territoriale. Fra pochissimo. Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento. Ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e della appropriatezza. E
Sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. Intanto il Codacons Veneto lancia una vera e propria battaglia legale. Il tema è quello delle liste d'attesa. Una battaglia legale, una sorta di class action sulle liste d'attesa. È un modulo per chiedere che le ASL venete rimborsino le spese sostenute rivolgendosi al privato anziché al pubblico, perché i tempi sono biblici. L'iniziativa è quella lanciata da Codacons Veneto assieme all'associazione Articolo 32, specializzata nella tutela del diritto alla salute. La piaga non è solo veneta. I dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato mostrano come in Italia la spesa sostenuta per prestazioni sanitarie private è passata dai 28,13 miliardi di euro nel 2016 ai 37,16 miliardi nel 2021, con una crescita del 32%. E chi non può permettersi di eseguire visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i tempi infiniti della sanità pubblica, rischiando di veder peggiorare le proprie condizioni con ripercussioni anche gravi sul fronte della salute. In Veneto, dati Istat del 2021, quasi il 10% delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche o esami ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio. Chi non può attendere mesi per gli esami è di fatto costretto a rivolgersi altrove. Un inadempimento intollerabile per Codacons. Per questo è necessario che le aziende sanitarie rimborsino i costi sostenuti. Il modulo è disponibile nel sito dell'associazione. E allora la sanità che torna in primo piano è il primo tema che affrontiamo con il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, ci sono i medici di base in stato di agitazione, rotti tutti i rapporti, hanno detto, con la Regione, non andremo più a nessun tavolo. Come si è arrivati, secondo lei, a questa situazione? Ma guardi, l'ho detto tempo fa, la sanità è la questione fondamentale che riguarda i cittadini, di qualsiasi appartenenza, di qualsiasi età, di qualsiasi colore. E in Veneto da tempo stanno emergendo i problemi che nel corso degli anni precedenti sono stati compiuti e gli errori che hanno determinato i problemi. E quella della mancanza dei medici di base è proprio ormai un'emergenza. L'abbiamo sottolineata come Partito Democratico del Veneto, come gruppo consigliare regionale, anche producendo una ricerca. Mancano medici di base per il futuro, molti andranno in pensione, non vengono sostituiti. La Regione Veneto ha fatto una programmazione sbagliata, contrariamente ad altre regioni che oggi la mette in una situazione di difficoltà. Quanto denunciato dalle associazioni di categoria mi pare assolutamente sacrosanto, così come mi pare altrettanto sacrosanto che i rapporti con la Regione Veneto siano molto complicati, perché tende a minimizzare il problema o a non vederlo. Ecco, resta appunto un problema da risolvere. Cosa si può fare secondo lei nell'immediato, vista la situazione che è grave? Il nuovo direttore generale della sanità Nichiarico, presentato un paio di giorni fa a Palazzo Balbi, dice metteremo mano alle liste d'attesa, ma come si può nel concreto adesso, secondo voi, risolvere questo problema o cercare di risolvere? Guardi, l'altro grande problema insieme a quello dei medici di base è proprio quello relativo ai tempi lunghissimi
per avere una visita specialistica o una visita. In Veneto a me è capitato di incontrare persone che mi hanno raccontato di 2-3 anni di attesa. È una situazione davvero insostenibile. Bisogna intervenire per aumentare il numero di medici e degli infermieri, per pagarli di più, per fare in modo che non ci sia un esodo verso il privato, perché non ci sia un passaggio sempre più evidente dalla sanità pubblica verso quella privata, e in questo modo affrontare le esigenze dei cittadini che rischiano di non potersi curare qualora ne abbiano le possibilità, di non poterlo fare in tempi normali, e per poterlo fare devono solo rivolgersi al privato. Quindi abbiamo capito quanto la sanità pubblica sia fondamentale, quanto debba essere garantita a tutti. Le emergenze per quanto ci riguarda sono 3. Medici di base, bisogna intervenire sulla medicina territoriale, le case di cura, aumentare il numero della programmazione, investire su questa professione. Liste di attesa, come ho detto, con gli interventi che portino ad eliminarle, costituendo una propria task force che ci permetta di ULS per ULS di guardare tutto quello che sta succedendo e di intervenire sui tempi. Terza cosa, il pronto soccorso. Non è possibile che un cittadino del Veneto, rivolgendosi per qualche cura necessaria a un pronto soccorso, debba aspettare ore, ore e ore, perché anche questo è un problema che lede i diritti, quindi lede la nostra coesione sociale e la democrazia in fondo del nostro Paese. Lei ha parlato insomma abbiamo scoperto, comunque capito se ce n'era bisogno, quanto è importante la sanità pubblica soprattutto durante il Covid. Di ieri la notizia che ha deflagrato un po' su tutti i media, e cioè la chiusura delle indagini, e qui parliamo di gestione del Covid, sulla gestione del Covid nei primissimi giorni, quelli terribili dei primi giorni della scoperta dei primi casi nella zona di Bergamo. Quelle immagini con le bare a Bergamo, i camion militari, non ce le scorderemo mai. Ebbene, ci sono degli indagati, e tra gli indagati l'ex Premier Conte, attuale leader del Movimento 5 Stelle, l'ex ministro Speranza, il governatore Fontana, con un piano pandemico che, dice il procuratore di Bergamo, andava attuato e non fu attuato. Come commentare questa vicenda? 3 anni dopo si chiude questa indagine e si arriva a questa decisione di indagare chi all'epoca prese quelle decisioni. Guardi, c'è un'inchiesta della magistratura, questa inchiesta farà il suo corso, esaminerà nel dettaglio tutto ciò che è avvenuto e attribuirà, se ci sono, responsabilità. Io ricordo solo, e lo ricordo perfettamente, quanto fu difficile quel periodo, quanto viaggiavamo senza avere un manuale di istruzioni, e quanto il governo in quell'occasione e le personalità che lei ha richiamato hanno dovuto fare scelte difficili, non sempre con supporto tecnico, scientifico che fosse in qualche modo già sperimentato. Quindi un governo agisce nell'ambito delle proprie responsabilità, agisce nell'ambito di quelle che sono le scelte in qualche modo politiche che dovranno essere fatte. Certo, non dimentico nemmeno io, come lei giustamente ha ricordato, quanto volle dire quel periodo in termini di decessi, di morti, e quanto il nostro Veneto e la regione Lombardia e Bergamo in modo particolare furono colpiti. E quindi non posso che dire che non commento questa inchiesta, come è giusto che sia, e ci aspettiamo che venga fatta piena chiarezza, e sono certo che il Premier Conte e il Ministro Speranza avranno buone ragioni per spiegare tutti i comportamenti che ci sono stati. A proposito di ministri, a proposito di responsabilità, c'è un'altra notizia che in questi giorni fa parlare, che indigna: la strage dei migranti. In queste ore il presidente Mattarella si trova proprio a Cutro, in un territorio che ha visto morire così tante persone, anche tanti
Bambini e Elly Schlein, neosegretaria del Partito Democratico. Poi parleremo anche un po' del suo arrivo ai vertici del partito. Ha attaccato subito il ministro Piantedosi per le frasi di questi giorni, chiedendo le sue dimissioni. C'è anche, lo vediamo dal sito di Repubblica, l'amarezza dell'ammiraglio della Guardia Costiera che dice: salvare le vite umane era il nostro vanto, poi la politica ha fermato tutto, ci hanno chiamati improvvisamente taxi del mare. C'è questo scontro molto forte. È un'immagine anche quella, parlavamo delle immagini di Bergamo di 3 anni fa, ma l'immagine, ecco, della morte di quei migranti che grida vendetta. Voi cosa dite? Insomma, fa bene Elly Schlein subito ad essere così dura con il ministro? Beh, innanzitutto io voglio applaudire all'iniziativa che ha preso il Presidente della Repubblica. Essere oggi lì, in quei luoghi, è importantissimo, dà un segnale di presenza dello Stato. E questo è tanto più importante dopo le scelte che ha fatto il governo nei giorni scorsi. Domenica scorsa è una pagina di mancanza di umanità e le parole del ministro Piantedosi sono state parole raccapriccianti. Io penso che la coscienza civile del nostro Paese abbia ragione a chiedere chiarezza su quello che è avvenuto. È evidente che non si è trattata di un'operazione di soccorso, ma di un'operazione di polizia. E questo è inaccettabile perché si potevano salvare delle vite umane. Quindi ha fatto bene Elly Schlein a chiedere con fermezza ieri alla Camera a Piantedosi di spiegare tutto ciò che è successo e di chiedere le dimissioni, come è avvenuto per altre ragioni anche minori in altri paesi. Però insomma noi ci stiamo abituando a un governo che ormai fa scelte che sono scelte ideologiche, identitarie, a mio modo di vedere sbagliate, ma attenzione, mai con le vite umane. Senta, peraltro è parti stesse del governo, insomma, stanno prendendo un po' le distanze dallo stesso Piantedosi. C'è stata anche la polemica col ministro... Oggi ho letto un'intervista di Giuliano Amato, che è stato ministro dell'Interno, che diceva che il Ministero dell'Interno è uno dei luoghi più politici che esistono, che forse più di un prefetto andrebbe messo un politico che è in grado di fare delle valutazioni sulla base degli ordinamenti vigenti, ma anche sulla base di indirizzi politici che non devono mai essere diciamo messi in secondo piano. Peggio in questo caso se ne vogliono mettere attraverso scelte tecniche in evidenza altri che poco hanno a che fare con il rispetto delle persone, con la necessità di affrontare il tema dell'immigrazione, di affrontarlo a livello europeo, ma facendo in modo che ogni paese si prenda le proprie responsabilità. Dal punto di vista poi della gestione, al di là dell'episodio ovviamente gravissimo di cui abbiamo parlato, c'è comunque un'Europa che deve affrontare meglio e affiancare meglio l'Italia in questa situazione? Su questo non c'è dubbio. Da domenica e nei giorni precedenti lo si è detto, l'Europa deve fare di più e deve esserci una politica comune che riguardi l'immigrazione, l'integrazione poi nei vari paesi. Però il nostro paese ha iniziato a litigare subito con l'Europa su questo. Si ricorderà anche lei quando si ebbe un inutile scontro con la Francia perché c'erano poche decine di disperati che non si voleva che venissero sbarcati nel nostro paese. Oppure il governo ha dimostrato il suo tratto facendo una lotta contro le organizzazioni non governative. E invece il governo dovrebbe andare al tavolo europeo per rivedere determinati programmi, regolamenti e per pensare a come gestire questo fenomeno, che è un fenomeno che assolutamente va gestito, a partire dal fatto che non si può più permettere che nel Mediterraneo si continui a morire in questo modo. Decine di morti, tra cui anche bambini, abbiamo visto le immagini. E veramente ciascuno di noi nella propria coscienza, nella propria umanità, deve sapere che tutto questo non può lasciarci indifferenti.
Allora, abbiamo parlato di Elly Schlein, subito il piglio deciso di Schlein, insomma in questi giorni appena eletta segretaria del Partito Democratico è intervenuta ovviamente su quanto accaduto chiedendo le dimissioni di Piantedosi. Elly Schlein, ci siamo già sentiti il giorno dopo ovviamente l'elezione del nuovo segretario, ecco, a distanza di qualche giorno a bocce ferme, cosa racconta l'elezione di Elly Schlein? Perché abbiamo anche raccontato in questi giorni di come il Partito Democratico un po' al suo interno in alcune aree si interroghi che la figura di Elly Schlein non sia troppo divisiva, si dice potrebbe essere una svolta troppo a sinistra che allontana i moderati. C'è stato a Treviso il caso ad esempio del Terzo Polo che ha chiesto al candidato sindaco del centro-sinistra, che è un civico, Denardi, con l'elezione di Schlein forse cambiano le cose, ti metti a capo di una coalizione che forse non rappresenta più il PD che credevi tu, vieni con noi. Denardi ha risposto, mi piace Elly Schlein, per cui non c'è nessun problema, però ecco, si è posto questo problema. C'è il pericolo di che questa figura sia divisiva oppure no? Oppure al contrario c'è anche il racconto di un nuovo entusiasmo? Ma innanzitutto vorrei ricordare che noi siamo l'unico, lo dico perché lei ha citato il Terzo Polo, noi siamo l'unico partito che fa congressi e li finisce e li fa democraticamente, chiama anche le persone a votare, anche i non iscritti, ma quei cittadini che si ritrovano nei valori del Partito Democratico. Questa scelta ha portato che in Veneto abbiano votato più di 60.000 persone, un dato non scontato, e l'elezione di Elly Schlein ha in parte ribaltato quello che era stato l'esito dei circoli. Dico in parte perché in Veneto la differenza era di qualche centinaia di voti. Io penso che la sua affermazione sia una grande richiesta di cambiamento, sia una speranza di poter avere una politica chiara, con scelte in qualche modo nette, per quanto mi riguarda, nell'ambito di quelli che sono i valori del Partito Democratico. Pertanto, rispondendo alla sua domanda, direi con una parola difficile che alla radicalità, di cui Elly Schlein sicuramente si è fatta interprete, bisognerà accompagnare il riformismo, la capacità di fare proposte, di migliorare la nostra società, di intervenire sulle questioni concrete. E alla sua nettezza, ma l'ha già detto anche lei, l'ha già rilevato anche Bonaccini con parole molto belle, dovremmo fare in modo di accompagnare il massimo del pluralismo nel nostro partito e dell'unità, che è un'altra delle richieste che ci viene da queste elezioni primarie, cioè siate uniti, lavorate insieme, fate in modo di rivolgervi chiaramente con una voce unitaria, se non univoca, agli elettori. Ecco, questo è quello che noi faremo, pertanto non vedo il pericolo di una svolta, diciamo, che cambi la natura del Partito Democratico, che è nata per tenere insieme culture diverse e per quanto ci riguarda in Veneto continua il nostro lavoro e noi in Veneto ci siamo appunto e ci occupati di sanità e di lavoro e del nodo ambiente e sviluppo e della centralità dell'impresa e dell'autonomia, e di queste cose continueremo ad occuparci anche in vista delle prossime elezioni regionali, sapendo che se possiamo avere qualche chance di vincere è perché mettiamo insieme un grande schieramento che guardi anche a forze liberali, moderate, popolari, che nel corso di questi anni magari non hanno trovato nel Partito Democratico un riferimento, l'hanno trovato in Zaia. Ecco, il mio compito sarà quello, affrontando le elezioni di Vicenza e di Treviso, di arrivare alle elezioni regionali con, come ho già detto in tutte le circostanze, con un'alleanza la più plurale e la più larga possibile. E si è dimostrato che solo il PD lo può fare. Quindi manca ancora molto, però un'alleanza col 5 Stelle in chiave regionale 2025 ci potrebbe essere, insomma, all'orizzonte, si può lavorare? Io penso che ci debba essere un'alleanza con tutte le forze del centro-sinistra e quindi con il 5 Stelle se vorrà starci, con Calenda e Renzi e anche con una serie di liste civiche che nella nostra regione hanno un loro radicamento e
rivolgendoci anche a quelle forze, a quei ceti, a quei segmenti della società, al mondo produttivo, economico, che magari nel corso di questi anni, come ho detto prima, ha trovato in Zaia un riferimento. Quindi lei capisce che dalle mie parole c'è l'idea di rafforzare l'identità del Partito Democratico e contemporaneamente di mettere a disposizione il nostro partito per uno schieramento il più grande possibile, perché mi è chiaro che in Veneto soprattutto dovremmo continuare a parlare questa lingua e fare come stiamo facendo. Il cosiddetto campo largo di lettiana memoria, il campo largo, insomma c'è ancora l'idea del campo largo. Magari lo chiameremo in un altro modo. Certo. Cioè, una cosa le chiedo, gliela butto lì come battuta, perché il trend ormai è quello, quindi a questo punto un candidato donna per le regionali. Schlein, Meloni, ormai il trend è quello? Beh, diciamo che una delle ragioni per le quali la Schlein secondo me ha avuto un successo è anche il fatto di essere una donna, una giovane donna, e quindi di avere tutta quella carica innovativa. Perché no? Anche in Veneto noi abbiamo già avuto candidate donne, sì. Ma perché no? È una svolta e anche noi potremmo andare in questa direzione, magari appunto pensando a figure non solo della politica ma anche della società, economica e civile del Veneto. Il lavoro è appena iniziato e poi ci sono comunque anche le amministrative fra pochissimo, per cui magari il focus intanto è su quello. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, senatore. Ci risentiremo ovviamente nei prossimi giorni per altri aggiornamenti. Io ringrazio lei e a presto, buon lavoro. Grazie al senatore Martella. Noi adesso torniamo a parlare di un'altra vicenda, di un'altra questione, un altro dibattito, è lo scontro, a proposito di scontri, ma questa volta tra Italia e Austria, per l'aumento dei pedaggi autostradali e i divieti settoriali di circolazione dei TIR in Tirolo. C'è il valico del Brennero nel mirino, ci sono parole forti anche del presidente di Confindustria Belluno. Spogliamoci da ogni ideologia e avviamo una discussione franca sul futuro della mobilità dei territori e delle imprese. Loren Berton, numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, rilancia per l'ennesima volta l'importanza dello sbocco a nord a beneficio dell'intera economia del nord-est, dopo che la tensione sui flussi al valico del Brennero ha raggiunto limiti non più sostenibili. Fra l'Italia e il resto d'Europa si è messa di mezzo l'Austria, che con i suoi provvedimenti apparentemente legati alla qualità della vita e dell'ambiente sta di fatto penalizzando gli autotrasportatori delle imprese italiane in balia degli eventi e dei controlli. Dal 1 gennaio 2023 l'Austria ha aumentato i pedaggi autostradali e il Tirolo ha prorogato l'esenzione che differenzia i mezzi in transito in direzione sud-nord da quelli che provengono dalla Svizzera. Il caso è all'attenzione del ministro delle infrastrutture Salvini, che ha assicurato di affrontare la questione in Europa, ma nel frattempo le imprese italiane si sentono beffate. Si programmano gli interventi sulle infrastrutture che sono, lo sottolineo, uno di quei prerequisiti fondamentali per la vita delle nostre comunità. 10 secondi sono bastati alla Presidente Berton 2 settimane fa per ribadire, aprendo il convegno sulle Olimpiadi e le infrastrutture, l'importanza di rivedere certi paradigmi che sono la chiave di volta per lo sviluppo della provincia di Belluno, anche in collaborazione con i cugini di Trento e Bolzano. Le imprese dei territori, afferma oggi Berton, sono pronte a dialogare con responsabilità oltre i confini bellunesi. La richiesta al governo e all'Europa per disegnare la strada del futuro è una e una sola. Ascoltateci. La morte del 18enne Edoardo Zattin a Padova. Sarà eseguita domani l'autopsia del giovane colpito da un malore al termine, lo ricorderete, dell'allenamento di sparring box in una palestra di Monselice, morto in ospedale a Padova a causa di una grave emorragia cerebrale. L'esame disposto dalla procura dovrà chiarire le cause del malore ed escludere in modo definitivo che a causarlo può essere stato un trauma durante l'allenamento, cosa esclusa dagli istruttori presenti al momento del malore. I funerali del giovane per questo non sono ancora stati fissati. Domani sera invece ci sarà una veglia di preghiera nell'abbazia di Carceri. Giovani, sportivi e stroncati la loro vita in giovane età. Ieri a Silea
l'addio commosso della cittadinanza, della comunità e dei suoi compagni di squadra, anche dei piccoli del rugby che allenava al 25enne Alberto Chatal, trovato morto in casa nei giorni scorsi a Silea. Tra due ali di folla nel campo sportivo del Silea Rugby, i compagni di squadra hanno portato a spalla il feretro di Alberto Chatal, dove è stato celebrato il funerale con rito laico. Centinaia, gli amici, studenti, la band con cui suonava, colleghi di lavoro e compagni di gioco a voler salutare per un'ultima volta Alberto. Qui in questo campo, oltre a giocare, allenava gli scoiattoli. Questa per lui era una seconda famiglia. Presenti alla cerimonia i genitori Rita e Frédéric. Il papà ha parlato in italiano e francese per rendere comprensibile i dialoghi ai parenti venuti da Marsiglia, sua città d'origine, che Alberto frequentava e amava. Non possiamo abbracciarvi uno per uno. Vorremmo tantissimo, ma in materialmente impossibili. Allora facciamo così. Ogni volta che ci vedrete in giro, qua ai campi, a Treviso, a Silea, a Jesolo, alla Ciotat, chissà dove, venite verso di noi e dite: per Alberto io c'ero, e ci abbracceremo. Un bacio a tutti. Emozione e cordoglio anche per il sindaco Rossella Cendron. La morte improvvisa e dolorosa di vostro figlio è un lutto che causa uno sconfinato dolore. Grazie Alberto, grazie per tutto quello che hai regalato alla nostra comunità. Ciao Alberto. Stretti, ognuno vicino all'altro come in mischia, i compagni di squadra hanno preso la parola. Ti ricordiamo per la tua ultima meta che ci hai dedicato. Ora che hai passato la palla, ogni meta che faremo noi sarà per te. Grazie di tutto, Cecchi. Anche i piccoli che allenava hanno parlato. Promettici solo una cosa, che ovunque ti trovi adesso farai sempre il tifo per noi, come avresti fatto se fossi ancora qua. Ti vogliamo bene e ci mancherai tanto, i tuoi scoiattoli. Il tempo ne è passato! Il tempo ne è passato! E siamo ancora qua! E siamo ancora qua! E oggi come allora? E oggi come allora? Tifo la mia città! Tifo la mia città! La stessa commozione, lo stesso cordoglio che hanno investito le comunità di Tezze sul Brenta, di Bassano, di Riese e Pio X, la morte di Tommaso Fabris, 17enne ucciso dalla meningite. Si sta attendendo la data dei funerali perché ci sarà un'autopsia nelle prossime ore. Ci colleghiamo allora per tutte le novità con la nostra Monica Smiderle proprio da Tezze sul Brenta. Buongiorno a tutti, sono con il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Buongiorno sindaco, per parlare della tragedia che ha colpito la comunità di Tezze sul Brenta. Tommaso Fabris, il 17enne di Stroppari che ha perso la vita a causa di una gravissima forma di meningite, un'infezione da meningococco B, una triste storia che ha profondamente segnato la comunità di Tezze e non solo, sindaco. Un lutto che ha lasciato attonita tutta la comunità di Tezze sul Brenta e non solo. Io ho visto tanti ragazzi in ospedale lunedì quando sono andato a trovare i genitori, c'erano tutti i compagni di scuola, li abbiamo anche fatti con l'autorizzazione dei sanitari, li abbiamo anche fatti entrare per vedere dal vetro il loro compagno. Dai loro occhi si vedeva la sofferenza e la difficoltà ad accettare questo fatto, questa morte. Di fronte alla morte è una situazione difficile per tutti, se poi si tratta di un ragazzo di 17 anni e per una causa incomprensibile a tutti quanti, la situazione era veramente molto delicata. Ho parlato con il papà, perché la mamma era all'interno della stanza che era lì, che accudiva il figlio, e il papà aveva già detto: io sono pronto a dare il consenso per l'espianto degli organi.
La mamma poi lo ha confermato e ieri che sono passato di là dalla famiglia anche il fratello ha detto mio fratello avrebbe voluto fare così. 6 mi pare siano le persone che possono vivere grazie al dono degli organi di Tommaso. Credo che sia il gesto più generoso che una persona possa fare. Per quanto riguarda il funerale, adesso la procura ha disposto l'autopsia che dalle mie informazioni, salvo diverse disposizioni, sarà fatta venerdì pomeriggio e poi si attende il nulla osta per organizzare il funerale e anche la veglia di preghiera alla quale sicuramente parteciperanno tutti i suoi compagni dello sport e i suoi compagni del liceo da Ponte. Ricordiamo che domani mattina al liceo da Ponte si terrà proprio una veglia di preghiera per Tommaso Fabris. La comunità di Tezze si stringerà alla famiglia per l'estremo saluto a Tommaso nella chiesa di Stroppari, il paese dove vive la famiglia Fabris e dove insomma Tommaso è cresciuto. Tantissime le persone che sono state dai genitori a fare le loro condoglianze, a dimostrare la loro vicinanza, le mamme in particolare. Ho visto stamattina anche la mamma qui per il disbrigo delle pratiche amministrative con un dolore composto che mi ha lasciato veramente stupito. Dobbiamo imparare insomma da questa lezione tutti quanti. Ieri abbiamo avuto modo di incontrare la mamma di Tommaso, Emanuela, con il fratello Alessio, davvero un dolore enorme ma un dolore molto molto composto. Sono rimasto veramente sorpreso anch'io, non mi sarei veramente aspettato una situazione di questo genere e gli fa solo che onore. La famiglia la conosco, non avevo dubbi sulla loro integrità morale, ma mi ha stupito proprio questo dolore composto della famiglia e mi ha dato una lezione di vita. Sindaco, quando abbiamo incontrato mamma Emanuela, lei ha espresso un desiderio, il desiderio di vedere un campetto da basket. Ricordiamo che la grandissima passione di Tommaso era proprio la pallacanestro. Mamma Emanuela desidererebbe un campetto da basket magari intitolato al figlio. È possibile portare avanti questo desiderio, secondo lei, Sindaco? Sì, oggi tutta la comunità si deve stringere attorno alla famiglia e questa è sicuramente una richiesta che valuteremo e che cercheremo di dare una risposta positiva. Da Tezze sul Brenta è tutto, ricordiamo che domani sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Tommaso Fabris all'ospedale di Bassano, che al San Bassiano c'è stato anche l'espianto degli organi di Tommaso Fabris destinati a 6 persone, quindi in attesa poi del nulla osta da parte della Procura sarà fissata la data del funerale. Da Tezze è tutto, ringrazio il sindaco Luigi Pellanda, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smidele, grazie al sindaco e lo ricordavi tu, proprio tu ieri hai incontrato la mamma di Tommaso, parole che lasciano il segno le sue, sentite. Ci sentiamo circondati dall'affetto di tutti e dobbiamo solo ringraziare questa forza che tutti ci infondono attraverso i messaggi social e quindi siamo orgogliosi di Tommaso prima di tutto e poi di quello che sta facendo, anche se lui non c'è più, lo sentiamo ogni secondo qua vicino a noi e quindi siamo supportati da questa presenza che sentiamo ogni istante. Tommaso Fabris in questi giorni è entrato davvero nel cuore di tutti. Il suo sorriso, il suo animo buono, l'affetto per la famiglia e gli amici, il suo amore per il basket, tutto questo è Tommy estratto di energia, di voglia di vivere, di determinazione, di forza. Ma tutto questo non è bastato per sconfiggere la malattia, quel maledetto meningococco che l'ha strappato troppo presto ai suoi familiari e agli amici.
Tommaso ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine. Al suo fianco la mamma Emanuela, il papà Christian, il fratello Alessio. Fuori le veglie di preghiera e la speranza di rivederlo sotto canestro, a fare ancora tanti punti. Già, il canestro, la sua passione, dentro un palazzetto oppure nel cortile di casa, immancabile il basket nelle sue giornate. Ora il giovane cestista vivrà in altre 5 persone. Gli organi sono stati espiantati nel corso della notte all'ospedale di Bassano da diverse equipe di chirurghi. Insieme con il fratello e il papà abbiamo deciso che la sua volontà sarebbe stata quella di poter donare quello che a lui non serviva più. Lui stesso avrebbe deciso, avrebbe fatto questa scelta e quindi noi siamo solo portavoci della sua volontà, non è la volontà nostra, ma siamo certi che è la sua volontà e non nostra. Tommaso ha fatto canestro nel cuore di tutti. Il suo amore in questi giorni si è propagato a macchia d'olio. Sono innumerevoli le testimonianze di affetto che giungono alla famiglia in queste ore. È un abbraccio senza fine, quello di Tommy, un abbraccio che non finirà mai. Tommaso è il nostro Tommy, di cui dobbiamo dire non forza Tommy, ma grazie Tommy adesso, perché è lui che ci sostiene in questo momento così triste e così delicato, con la sua solita, col suo solito modo di fare un po' non invadente ma umilmente, ci sembra di vedere il suo sorriso e il suo sguardo così amichevole in ogni situazione. Quindi grazie Tommy, grazie, siamo orgogliosi di te, di quello che ci hai fatto e quello che ci hai donato in questi purtroppo pochi anni. Abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale della conferenza delle regioni, la riunione alla quale è presente anche il governatore Zaia, e non si parla soltanto di autonomia, il parere sul DDL autonomia, ma anche di province. Ebbene, c'è un'ansia di queste ore, le province sono indispensabili alla nostra democrazia e al buon governo dei territori, quindi devono essere un'istituzione a elezione diretta alla pari delle altre istituzioni territoriali. Lo dice Massimiliano Federiga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ma anche presidente della conferenza delle regioni, secondo il quale la stessa impostazione deve valere anche per la città metropolitana. La conferenza delle regioni è dunque favorevole all'avvio del percorso di riforma parlamentare per meglio definire le funzioni di province e città metropolitane in modo organico e coerente, senza sovrapposizione. Potrà servire un tavolo di lavoro tra Stato, regioni e autonomia. Quindi continua il percorso per tornare all'elezione diretta delle province, vidimato anche dall'ok delle regioni nella conferenza delle regioni di questa mattina. Torniamo a parlare di vandalismi, baby gang. C'è il caso del crocifisso imbrattato di rosa sulla strada del Grappa, continuano le indagini per risalire i responsabili. Da alcuni giorni a Borso non si parla nient'altro che di questo imbrattamento di questo Cristo, come è giusto. E innanzitutto ringrazio pubblicamente le tante imprese, i numerosissimi cittadini e le associazioni che si rivolgono quotidianamente a me per manifestare il loro disappunto e anche la loro disponibilità per un intervento di recupero. La comunità di Borso del Grappa è profondamente colpita dall'atto di vandalismo ai danni del crocifisso del settimo tornante della strada Generale Giardino che porta a Cima Grappa, completamente imbrattato con della vernice rossa. La notizia è rimbalzata in tutta la Pedemontana, con i cittadini che condannano un gesto così vile. Stiamo attendendo la visita di un esperto restauratore, il quale ci darà indicazioni sui materiali e su come agire per togliere questa vernice rosa che ha coperto la bellezza di questo Cristo. E anticipo anche che l'Arma dei Carabinieri, che ho sentito stamane di buon'ora, ha chiesto alla polizia locale di Borso del Grappa la registrazione di tutti i veicoli in passaggio. Toccherà ora alle forze dell'ordine fare luce sul grave atto e identificare i responsabili, in attesa che il crocifisso venga ripulito per ridare al più presto dignità al Cristo del settimo tornante della salita del Grappa. E poi ci sono le baby gang, il disagio giovanile che sfocia spesso nella violenza, l'abbiamo raccontato soprattutto nel Trevigiano in questi giorni. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra Gerardo Favaretto e il sociologo Vittorio Filippi.
Dalla violenza al bullismo alla maleducazione, la cronaca degli ultimi mesi è costellata di episodi più o meno gravi che evidenziano un crescente disagio giovanile, problema non solo dei ragazzi e non solo recente, ma che sicuramente si è acuito con la pandemia. Sicuramente la didattica a distanza, per esempio, la pandemia, l'isolamento, la solitudine, sono stati tutti elementi aggravanti di fattori di rischio che peraltro già esistevano. I fattori di rischio, continuo a ribadirlo, sono l'uso di sostanze, la loro crescente diffusione, l'alcol non solo, insomma, ma anche altre sostanze, e in generale una dimensione di isolamento sociale, cioè di difficoltà alla comunicazione, che è favorita paradossalmente da quegli strumenti che noi chiamiamo social, ma che poi di social hanno molto poco, insomma, nel senso che non sono socializzanti, ma sono paradossalmente favoriscono l'isolamento. Giovani che sono più fragili di fronte al mondo e alla vita rispetto a quanto non lo fossero i loro genitori o nonni in una società cambiata profondamente. Sono molto più debolucci nello stare, come si direbbe in filosofia, nello stare al mondo, nello stare in questo mondo, dove effettivamente vivono una realtà al tempo stesso molto ricca, molto complessa, ma talmente complessa anche da essere disorientante. Fondamentale diventa intercettare precocemente queste fragilità dei ragazzi, aiutando le famiglie. È importante intercettare le fragilità precocemente, perché questo impedisce poi che ci siano delle evoluzioni problematiche. Quindi bisogna investire nell'ascolto, nell'osservazione, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, e creare probabilmente percorsi nei servizi di supporto più accessibili anche alle famiglie, oltre che ai ragazzi stessi, perché spesso sono le famiglie stesse che vanno sostenute. Fra pochissimo parleremo di cinema, prima però parliamo di sport, perché parliamo della Coppa del Re. Come sapete, l'abbiamo raccontato in questi giorni, Media Nord-Est attraverso Tele Nord-Est, una delle sue emittenti, è riuscita a ottenere i diritti per mostrare le fasi finali della Coppa del Re. Per i pochi non appassionati di calcio che ci seguono, è la versione, diciamo, spagnola della Coppa Italia, ma ha una tradizione, un peso molto più forte rispetto alla nostra Coppa Italia, anche perché è una vera e propria sfida che quasi come importanza ha la stessa dignità quasi dello stesso campionato della Liga spagnola. Ieri sera abbiamo trasmesso Athletic Bilbao Osasuna, e poi questa sera dalle 20 segnatevi sul vostro diario, sulla vostra agenda, segnatevi l'orario, alle 20 su Tele Nord-Est, emittente di Media Nord-Est, c'è il classico, anzi come dicono gli spagnoli il classico, cioè Real Madrid contro Barcellona, due filosofie di gioco, due squadre leggendarie, quindi da non perdere. Vediamo. A Pamplona tra Osasuna e Athletic Bilbao è finita 1-0. Prima un gol annullato ai neri, quindi quello decisivo di Abde Ezzalzouli, che riceve palla a metà campo, scende a gran velocità, guarda la porta avversaria per mezzo secondo e insacca la rete di sinistro. La semifinale di andata della Coppa del Re è andata in onda ieri sera su Tele Nord-Est. Il ritorno si giocherà allo stadio San Mamés di Bilbao il 4 aprile. Questa sera, intanto, sempre sul nostro canale 18, l'andata della seconda semifinale, Real Madrid-Barcellona. Le vincenti di questa doppia sfida si affronteranno in finale. Tele Nord-Est trasmetterà tutte le partite della Coppa del Re. Una curiosa coincidenza, l'autore del gol di ieri sera è proprio un giocatore in prestito dal Barcellona, Abdel Ezzalzouli, classe 2001. All'Osasuna ha segnato finora 2 gol in Coppa del Re. Allora, questa sera ore 20 Real Madrid-Barcellona. Buongiorno Jacopo Chessa, direttore di Veneto Film Commission, buongiorno. Buongiorno. Appassionato di calcio oppure no? Le piace? Anzi, ti piace, diciamo, ci diamo del tu, perché ci diamo sempre del tu, ti piace? Sì, ci diamo del tu. Sono un tifoso granata non praticante. Un tifoso granata non praticante, potrei avere qualche problema con questa cosa, va bene. Io diciamo che tifo per quei colori che sono alle tue spalle, va bene, c'è stato anche il derby da poco, va sì, bene. Lo so, esatto, c'è stato il derby fra poco. Va bene, mi sono rovinato adesso. Allora, Jacopo Chessa, buongiorno, buongiorno, credo che sia la prima volta che ci vediamo in questo 2023, correggimi se sbaglio. Sì, è vero. Allora, ci dai là per parlare un po' delle sfide della Veneto Film Commission in questo 2023, ma soprattutto c'è qualcosa che arriva fra poco, correggimi se sbaglio, sta per arrivare al cinema.
il ritorno di Casanova, che è un film, Gabriele Salvatore, di cui abbiamo parlato a lungo, che è stato girato molto anche qui. Allora, quali sono le novità? Allora, il ritorno di Casanova aprirà il Festival di Bari, il B-Fest. E saremo presenti come Veneto Film Commission a Bari, perché è un film che è stato sostenuto dalla Regione, aiutato dalla Film Commission, in cui crediamo molto, quindi, e poi insomma un film di Salvatore, premio Oscar, quindi logicamente girato quasi interamente in Veneto. Al Bari peraltro ci sarà anche un altro film, Le mie ragazze di carta, anch'esso girato in Veneto, a Treviso, sostenuto dalla Regione e dalla Veneto Film Commission, quindi sono 2 occasioni per essere presenti al Festival di Bari. Questo insomma è un po' sulle uscite, questi sono i due nomi più importanti. Quindi il ritorno di Casanova il 25 marzo in anteprima a Bari e poi arriverà nelle sale il 30 di marzo. Ci ricordi quali sono state le location del ritorno di Casanova, che lo ricordiamo è un film particolare perché parla di un regista che fa un film su Casanova e quindi lo riecheggia, insomma. Casanova interpretato adesso c'ho il vuoto. Tony Servillo, interpretato in realtà da due attori, perché è sia Tony Servillo e sia Fabrizio Bentivoglio. Ecco, Fabrizio Bentivoglio, diciamo il ritorno di Casanova non è ovviamente il testo originale di Casanova, certo, ma è quello di Schnitzler, per cui è un anziano Casanova che ricorda il passato. In questo caso il gioco è tra un regista, questo che state vedendo adesso, cioè Tony Servillo, e il suo alter ego Casanova, diciamo letterario. È girato in gran parte a Venezia, ovviamente, ma non solo, in una villa nel Veronese, anche un po' a Verona è stato girato, e una parte anche a Milano, qua si vedono delle sequenze, però principalmente è tra Venezia e la campagna veneta. Mentre tra l'altro al Lido fecero, mi ricordo benissimo, in chiusura di mostra delle riprese, perché dovevano fare, lui è un regista, no? Come dicevo Servillo, dovevano inscenare la mostra del cinema, solo che non è proprio facile rifarla uguale, la mostra del cinema, se non c'è la mostra del cinema. Come sapete il Lido, il Palazzo del Cinema è chiuso il giorno dopo la fine del festival, certo, per cui hanno girato in effetti di notte durante il festival, sul red carpet del festival. Mentre lo dicevi tu, il film girato a Treviso, anche a Mogliano, ricordo a Mogliano, insomma, che ci fu il trambusto perché il simpatico, la curiosità, perché si ricreò dal cinema che c'è tuttora a Mogliano, un cinema d'antan, diciamo, dei tempi nei quali è ambientato il film, delle mie ragazze di carta. Ecco, è fine anni 70, è una Treviso della fine degli anni 70, e che racconta insomma una storia molto carina, mi ricorda un po' Truffaut, diciamo, ma va bene per famiglie, secondo me. È una commedia intelligente, insomma è un film prodotto da Pepito con Rai Cinema, quindi insomma una produzione che anch'essa, non so ancora la data di release, cioè di distribuzione cinematografica, però appunto sarà il 28 marzo a Bari. Allora, 2023, che sfide ci sono sul piatto per la Veneto Film Commission quest'anno? Insomma, ovviamente so che non puoi anticipare molte cose, però insomma, quali sono i temi sul piatto, insomma, di quest'anno? Allora, i temi sono, adesso c'è un set aperto a Chioggia, il Odio il Natale 2, che è questa serie Netflix che ha avuto grande successo con Pilar Fogliati, che è andata molto molto bene nell'ultima stagione. E tra pochissimo apre anche un set a San Vito, anch'esso il seguito di Improvvisamente Natale, che è stato il film Amazon più visto in Italia nei giorni di Natale, è stato insomma al primo posto per un po' di tempo. E successivamente, sempre a San Vito, ci sarà, questo più nel periodo estivo, adesso non abbiamo ancora le date, già annunciato un remake in lingua inglese di Improvvisamente Natale. Il protagonista italiano è Abbatantuono, non so se qualcuno l'ha visto, a Battantuono con Violante e Placido, adesso il cast italiano è un po' cambiato, però appunto ci sarà un remake in lingua inglese. Notizia appunto che non segreta, perché stanno facendo il casting, Marco Tullio Giordana e Gianni Amelio, su 2 film che saranno girati anch'essi prevalentemente in Veneto. Marco Tullio Giordana, l'autore dei 100 Passi, della Meglio Gioventù, quindi insomma un regista che ha avuto insomma grandi conferme, grandi riconoscimenti in festival e anche da un punto di vista di pubblico. Amelio
sappiamo tutti chi è. Certo. Ha vinto, peraltro anche Leone d'Oro, Gianni Amelio. Certo. E tutte e due gireranno nel corso dell'anno. Giordana più nel periodo estivo, Amelio in autunno. Queste sono insomma le cose più importanti che bollono in questo momento nella pentola del cinema in regione. Senti, abbiamo parlato purtroppo per altre questioni del Covid con un'inchiesta, un'indagine che adesso vede indagati ex premier e ministri. A 3 anni di distanza possiamo dire che nel settore di cui ti occupi è definitivamente lasciato alle spalle questa problematica? Guarda, il Covid nel cinema è stato affrontato proprio nei primissimi mesi di pandemia. È stato uno dei settori che ne è uscito prima, perché il governo all'epoca diede subito delle linee guida, dei paletti da rispettare, e le associazioni di categorie e i sindacati si misero tutti a un tavolo. I protocolli da rispettare sui set sono stati molto stringenti. Tra l'altro si chiedeva un minimo indispensabile, ma molte produzioni utilizzavano protocolli ancora più stringenti. Quindi in effetti il cinema e l'audiovisivo, quindi la televisione, sono ripartiti, e devo dire che adesso è tantissimo che non si sente di produzioni bloccate. Il problema della fruizione si è superato, perché poi ci furono sicuramente le sale cinematografiche, ebbero dei problemi. Da quel punto di vista, qual è il report delle sale cinematografiche? Io guarda, sulle sale cinematografiche leggo costantemente dei report che sono ancora negativi, nel senso che l'effetto comunque Covid probabilmente deterrente, un po' di paura da un lato, adesso non c'è più la mascherina obbligatoria, all'epoca c'era l'effetto mascherina, quindi fastidio per 2 ore avere la mascherina addosso, adesso c'è l'effetto un po' deterrente, e poi si è probabilmente anche instaurata un'abitudine di guardare i contenuti a casa propria. Quindi l'Italia è sotto la media europea, decisamente in ripresa delle sale. Diciamo che adesso la flessione rispetto agli anni pre-Covid, se non sbaglio, è del 30%, stiamo parlando rispetto al 2019, mentre nel 2022 era del 50%, però gli altri paesi stanno recuperando di più rispetto a noi. Quindi cosa si può fare? C'è l'effetto piattaforme digitali, Netflix, eccetera, lo ricordavi tu, se non c'è un effetto c'è l'altro. Cosa si può fare secondo te? C'è anche una politica di biglietti diversa o dovrebbe bastare solo la qualità di quello che si vede al cinema e la qualità di vedere un film al cinema? Come si spiega ai giovani che è meglio vedere un film al cinema in una sala che non sul telefonino? Ma guarda, te lo dico facilmente, secondo me dando loro la possibilità di vederli, perché purtroppo le sale sono sempre di meno, soprattutto nei piccoli centri. Cioè, se tu immagini in provincia, per andare a vedere un film in prima visione devi molto spesso prendere la macchina, anzi nella più parte dei casi devi prendere la macchina, fare tanti chilometri e avere poca scelta. Quindi esistono questi grandi centri multisala, tipicamente molto commerciali, però ecco, io vivo a Venezia, per dire, alla fine sono 2 le sale, se uno non va a Mestre ad ampliare un po' la scelta, purtroppo io dico 2 sale, 2 cinema, in tutto ci sono 4 sale, che è veramente poco se ci pensate, e quindi io penso che sia un po' l'offerta, la possibilità, e poi c'è anche una questione di cultura cinematografica che viene sostenuta sempre di meno, questo è nel nostro paese, quindi questo è oggettivo. Più scuola, più cinema nelle scuole anche. Parlo delle scuole parlo anche delle scuole primarie e secondarie. Noi li portiamo i ragazzi a scuola, abbiamo fatto un piccolo progetto, abbiamo fatto una rassegna che si chiama Veneto Green Movie, che è ancora in corso, finisce a fine marzo, per le scuole del Veneto. Comunque stiamo parlando di una piccola rassegna che porta 3.000 ragazzi al cinema. Però per noi era proprio fondamentale farlo in sala, cioè non farlo portare loro il DVD o il file da proiettare a scuola. Li facciamo venire in sala con si chiama Veneto Green perché sono film a tematica ambientale, vogliamo parlare del green e dell'Agenda 2030. Però, ci ho detto, per noi era fondamentale che venissero in sala. E per loro è un'esperienza, soprattutto i bambini ci vanno poco, magari ci vanno a Natale una volta, però non sono più tanto abituati, quindi mi piacerebbe che questa cosa le istituzioni la sostenessero sempre di più.
Questa può essere davvero l'unica vera ricetta, un cambio culturale, oltre ovviamente alle dinamiche economiche che hai già ricordato. Il tempo è finito, il tempo è tiranno perché c'è un blocco pubblicitario. Ti ringrazio Jacopo, allora le prossime sfide le hai già dette e anche i prossimi appuntamenti, comunque il 30 marzo dopo il B-Fest ci sarà l'approdo in sala del ritorno di Casanova. Grazie davvero, ci risentiamo, grazie a Jacopo Chessa. Ciao, grazie a te. Allora, siamo in chiusura, il meteo e poi la seconda parte della nostra prima edizione sarà dedicata a un approfondimento con la nostra Alice Montagnier. Parleremo di successioni ereditarie, polizze e tasse, quindi segnatevi l'appuntamento fra pochissimo con Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Quindi successioni ereditarie, polizze e tasse da ricordarsi subito dopo la pubblicità e il meteo, Alice Montagnier e l'approfondimento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Il mese di marzo prosegue con uno scenario meteorologico decisamente movimentato. Una perturbazione interessa il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto sarà molto nuvoloso al mattino con precipitazioni da diffuse a sparse. Nel corso del pomeriggio progressivo esaurimento delle piogge fino a risultare assenti ovunque entro fine giornata e non è esclusa anche la comparsa di qualche schiarita. Forti venti di bora in attenuazione con il passare delle ore. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile e sarà possibile qualche precipitazione sparsa, ampie schiarite dal pomeriggio sera. Venti sostenuti da nord-est, temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove al mattino saranno possibili dei piovaschi, per lo più deboli e sparsi, migliorerà poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.